Bene, eccoci insieme anche oggi. Abbiamo il piacere di avere in studio Alberto Negro, direttore di Veneto Agricoltura, con il quale faremo il punto sull'annata agraria, sul momento che sta passando il settore primario della nostra regione. Prima però di parlare proprio di campi e di agricoltura, mi piacerebbe fare una domanda rispetto alla situazione di Veneto Agricoltura, allo stato di Veneto Agricoltura, che è un ente strumentale della regione Veneto, perché il nostro ospite è arrivato quasi alla fine del mandato triennale. Allora, ricordo all'inizio, mi piace partire da lì, perché la nomina di Alberto Negro venne vista in parte con così, un po' di sospetto e in parte da altri invece vista come, mi si permette un po', il killer chiamato a chiudere Veneto Agricoltura. In realtà i colleghi e amici dell'ufficio stampa di Veneto Agricoltura continuavano a dire lasciatelo lavorare perché è bravo. A distanza di 3 anni, senza alcuna piaggeria, dobbiamo dire che hanno avuto ragione loro. Però mi piace chiedere se quel processo di transizione che comunque ha governato all'interno di Veneto Agricoltura è arrivato a termine e qual è, secondo lei, la prospettiva? Grazie, è una bellissima domanda questa, perché fare un minimo di analisi di quello che è accaduto in questi 2 anni e mezzo da quando sono direttore di Veneto Agricoltura e farla insieme a Fabrizio Stelluto e a voi mi fa molto piacere. Sono arrivato tra diverse critiche quando sono stato nominato, perché la prima cosa che dicevano è ma che ci azzecca un ingegnere meccanico a Veneto Agricoltura. In effetti credo che la Giunta abbia deciso di nominarmi non tanto per il mio titolo universitario, anche perché mi sono laureato a 49 anni e non ho mai fatto l'ingegnere meccanico, quanto più che altro per la mia esperienza come manager. E quindi volevano probabilmente una persona di esperienza, capace di gestire le attività complesse come Veneto Agricoltura, per poterla rilanciare. Sono arrivato che l'azienda Veneto Agricoltura era commissariata e quindi in liquidazione. Il 1° gennaio del 2017 ho avviato l'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario Veneto Agricoltura. A distanza di 2 anni sono state fatte molte cose. Diciamo che il processo e il progetto relativo alla riorganizzazione dell'Agenzia non si è ancora completato, perché a gennaio del 2018 poi la Regione ha deciso di passare anche tutte le attività forestali a Veneto Agricoltura e quindi il 1° gennaio del 2018 si è trovata dai circa 300 dipendenti che c'erano il 31 dicembre a circa 900 dipendenti del 1° gennaio. Quindi ci sono state passate l'esecuzione delle attività idraulico-forestali della Regione, quei famosi 24.000 forestali della Sicilia. Nel Veneto sono 600 e dal 1° gennaio 2018 sono in Veneto Agricoltura. Questo ovviamente è stato, io l'ho definito uno tsunami, perché è stato un passaggio sicuramente molto importante che ha creato delle necessità di riequilibrio all'interno dell'Agenzia molto importanti. E quindi il progetto di riorganizzazione che avevamo già iniziato io con i miei collaboratori ha dovuto rallentarsi. Oggi l'attività forestale è abbastanza inserita nella nostra quotidianità e quindi stiamo riprendendo il progetto di riorganizzazione. Il mio obiettivo è, prima della fine del mandato, completare queste attività per lasciare a chi ci sarà, potrebbe essere un nuovo direttore, la Giunta potrebbe anche decidere di rinnovare un contratto con il sottoscritto, comunque per chi ci sarà ho intenzione di lasciare un progetto abbastanza completo e arrivato ad un buon punto. Ecco, credo, per concludere questa parte, che il merito più grande sia stato quello di rilanciare, uso il termine rilanciare apposta, nel senso che non è che prima mancasse, ma rilanciare la credibilità di Veneto Agricoltura. Sì. Diciamo che si era un po' sopita, ecco, al di là dei meriti intrinseci.
Diciamo che c'è stato un passaggio sicuramente molto importante tra la vecchia e la nuova Veneto Agricoltura. La vecchia era un'azienda e quindi come tale aveva un suo amministratore unico, aveva il suo direttore generale e aveva un suo mandato sicuramente molto ampio. L'agenzia invece è molto più inquadrata, ha un direttore, non ha più l'amministratore unico, il direttore generale, ha il direttore che è legale rappresentante e datore di lavoro dell'agenzia, ma ha dei paletti molto più chiari e netti che la Regione ha voluto mettere. Questo è sicuramente stato un passaggio importante nella nuova legge istitutiva dell'Agenzia e ha dato la possibilità al direttore e ai suoi collaboratori di riuscire ad inquadrare meglio l'Agenzia. Mancava di credibilità, mancava di riconoscimento, c'erano molte critiche sull'Agenzia, nel senso che non si sa che cosa faccia, va per la sua strada, eccetera. Oggi invece siamo riusciti a incanalare l'orientamento, la direzione, i programmi di lavoro, i programmi delle attività di Veneto Agricoltura in maniera molto più vicina a quelle che sono le effettive necessità dei produttori, delle associazioni, delle organizzazioni con le quali continuamente ci confrontiamo con il supporto della ricerca dell'università, del CREA e di altri istituti. Quindi sicuramente siamo oggi molto più a disposizione di quelle che sono le vere attività, le vere necessità del mondo agricolo o del primario in generale della Regione Veneto. Ecco, arriviamo ai dati e continuerei a mantenere questo approccio rivolgendomi al manager, perché l'annata 2018 è stata un'annata positiva, poi andando a spulciare un pochino i dati, in realtà ci sono chiari e scuri. E soprattutto mi ha colpito l'attrazione molto vitivinicola dell'agricoltura veneta. E per chiederle al manager, è un rischio, è un limite questo? Beh, secondo me... Avere solamente, soprattutto un prodotto leader che finché tira va tutto bene, però insomma i mercati potrebbero anche cambiare. Allora, non esiste manager che non sia d'accordo che se un prodotto tira bisogna sfruttare l'onda di quel prodotto, però io non sono il gestore delle attività agricole o quantomeno delle attività vitivinicole del Veneto. Il Veneto si è imposto negli ultimi anni in maniera determinante nel mondo vitivinicolo. Oggi ci sono poco meno di 100.000 ettari, in precisione 94-95.000 ettari di superfici vitate nel Veneto, un terzo abbondante delle quali sono Aglera, quindi il Prosecco sicuramente fa la parte del Leone, con circa 500 milioni di bottiglie prodotte all'anno. È ovvio che questo dà benessere, è ovvio che questo dà ricchezza, perché la rendita per ettaro delle superfici vitate è una rendita sicuramente molto interessante, molto importante, che finalmente dà un po' di respiro a questi produttori che negli anni hanno sofferto. Bisogna riuscire a capire come quest'onda positiva del Prosecco e del vino in generale del Veneto, non dimentichiamoci, perché parliamo di Prosecco, ma non dimentichiamoci che nell'ovest del Veneto abbiamo delle aree viticole splendide con le produzioni dei vini rossi della Valpolicella, con i vini bianchi del Soave, quindi abbiamo delle realtà veramente molto, molto interessanti nel Veneto. Abbiamo i vini che arrivano dalla montagna, che anche loro stanno prendendo posizione in maniera molto interessante, abbiamo i vini su terreni vulcanici e quindi anche lì abbiamo delle bellissime realtà. Quindi il vino è sicuramente un elemento forte della nostra agricoltura. Il Veneto, teniamo presente che è il quarto esportatore al mondo di vino. Prima c'è la Francia, seconda c'è l'Italia, poi c'è la Spagna e poi c'è il Veneto, quindi siamo una realtà sicuramente importante. Sono anche sicuro che tra le politiche regionali che vengono fatte e le politiche di gestione che vengono fatte dai diversi consorzi saranno in grado di riuscire a mantenere queste posizioni dominanti e importanti anche nel futuro. In 3 minuti, dietro al vino cosa per quanto riguarda il Veneto? Beh, intanto c'è
mondo di cantine, di imprenditori che lo trasformano, quindi stiamo parlando di agricoltura per la produzione viticola, che nel 2018, ricordiamolo, è cresciuta del 48% rispetto al 2017. Il 2017 è stato un anno nel quale la produzione viticola ha sofferto molto. Era calata in quel periodo in maniera molto importante, quindi ha recuperato quello che aveva perso e ha guadagnato qualche cosa di più. Quindi la grossa produzione di vino che c'è stata di uva che c'è stata nel 2018, adesso ne vedremo i frutti a partire dal 2019, ha un mondo dietro che è quello della trasformazione, che è quello della commercializzazione, che è quello dell'esportazione, che è sicuramente molto importante. Ma altre produzioni che stanno tirando? Allora, se andiamo a guardare i numeri, ci sono alcune produzioni, per esempio le produzioni industriali del seminativo, la soia, è sicuramente è stata un'annata interessante per la soia, sia per quanto riguarda la produzione, sia per quanto riguarda i prezzi. Il mais è riuscito a recuperare qualche cosa, ma è sempre purtroppo molto basso. Abbiamo sofferto come produzione sul grano, quindi con le produzioni autunno-vernine, perché la stagione non è andata molto bene. Ci sono state nel settore della frutta, per esempio, dei risultati interessanti sulle mele, sul kiwi, sono cresciuti le produzioni in maniera importante, quindi come si vede c'è la grande macchina del vino che trascina tutto e dopo ci sono delle produzioni qua e là che riescono a salvarsi, altre che soffrono. Purtroppo la stagionalità è nell'arco dei 12 mesi e quindi ci sono dei prodotti che vivono in alcune stagioni che possono essere fortunate e altri che vivono altre stagioni meno fortunate. Grazie, per ora mi fermo qua, la ringrazio anche per il taglio che ha dato alla nostra intervista, grazie ad Alberto Negro, e nei prossimi mesi sicuramente il lavoro a lui non mancherà, ricordiamo che prima dell'estate appunto andrà a conclusione il mandato, non ci resta che augurargli ancora un buon lavoro. Grazie a tutti. A voi la prossima. Buona giornata.